tempo soprattutto non c'eravamo con attachimento giusto come volevamo essere, come abbiamo finito la partita scorsa contro Juve, quindi sicuramente è una mancanza dell'attaccamento, perché se vieni qui a Firenze devi essere pronta di vincere ogni contrasto, e questo sicuramente non abbiamo fatto oggi. Sì, è stata dura, dobbiamo lavorare tanto, ma non possiamo entrare in campo con un attaccamento così, perché con questo attaccamento non vinciamo niente. Dobbiamo solo fare le basi, lavorare ogni giorno e poi essere compatte in campo. Ma in questo momento dobbiamo prendere le partite come vengono, quindi lì dobbiamo andare in testa e in campo con la testa giusta. Può solo essere che facciamo una guerra dal primo all'ultimo minuto con una volontà grande, con il cuore con campo, con la passione dentro gli occhi e il fuoco nelle gambe, basta. Così vogliamo andare a prendere questa partita. Allora, io di solito sono molto autocritico e mi faccio un po' di autocritica e dico che oggi la colpa è solo mia della sconfitta, perché molto probabilmente dopo una grandissima prestazione con la Juventus le ho coccolate troppo questa settimana, quindi mi serve anche un po' a me da lezione per capire un po' come è fatta questa squadra, perché poi alla fine qualcosina abbiamo fatto, però con troppa sufficienza, e quindi in questo momento se la squadra non rende come deve rendere è solo colpa dell'allenatore. Sta di fatto che dopo mezz'ora ho dovuto cambiare 3 giocatrici. È anche vero che dalla mia parte in questo momento c'è anche la consapevolezza di sapere che in questo momento ne abbiamo 11/12 contate, perché quelle che vengono in panchina o che si allenano così non mi mettono in difficoltà, quindi sono state scelte obbligate, ma ripeto, le avevamo anche domenica queste di ragazze, e sabato scusa con la Juve, e la prestazione è stata fatta, ma non è perché la Juve dobbiamo fare la grande prestazione, dobbiamo essere sempre al massimo con tutte le squadre, dalla prima all'ultima. E molto probabilmente ho mandato in campo la squadra sì tecnica, che voleva giocare a calcio, che è la cosa importante, ma non con la cattiveria giusta per vincere contro una squadra come la Fiorentina. Poi le giocate noi le sappiamo fare, però se le fai con sufficienza perdi anche contro una squadra di Serie B e di Serie C. Ma lavoreremo sotto tutti i punti di vista, sotto tanti aspetti, tecnico, tattico, organico, chi più ne ha più ne metta. Però ripeto, oggi molto probabilmente ho sbagliato io, perché non le ho motivate come dovevo motivarle.